parecchio materiale di cui dare conto anche dai giornali di oggi sulle questioni della guerra santa in Italia e altrove, sulla situazione a Napoli brevemente, e su una serie di fotografie scattate invece a Milano, oltre che su alcuni dei temi economici, a partire dalla riforma del lavoro e dai contenuti della riforma del lavoro, per passare all'indipendenza scozzese nell'analisi di Paul Krugman, un'analisi molto interessante perché riconduce alla questione dell'euro. Vedremo in che termini, perché la Scozia indipendente chiama in causa la questione dell'euro, per la questione della sovranità monetaria, che è un aspetto determinante. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con la vicenda Ferrari, Montezemolo via, arriva Marchionne, Montezemolo lascerà su sua richiesta dal 13 ottobre, Sergio Marchionne sarà il nuovo presidente anche della Ferrari, il dimissionario Montezemolo dice finisce un'epoca per la Ferrari, Marchionne gli risponde incomprensioni, ma lo ringrazio. John Elkann, grazie a Montezemolo per ciò che ha fatto. Il secondo titolo invece dell'ANSA di stamani apre il capitolo dell'Ucraina e della Russia e delle sanzioni europee. Mosca ha detto che risponderà sicuramente alle possibili nuove sanzioni adottate dall'Unione Europea, ma la cui attuazione era slittata di qualche giorno. Lo ha ribadito il presidente della Duma, del ramo basso del Parlamento russo, Sergei Naryshkin. Nelle condizioni della fragile tregua in Ucraina, ha detto il presidente della Duma russa, Bruxelles non ha inventato niente di meglio che dichiarare altre sanzioni antirusse. Quale risposta vogliono avere gli autori di queste sanzioni? La risposta della Russia? Questa risposta seguirà senz'altro. Noi vogliamo avvisare in anticipo i nostri partner, ha detto il presidente della Camera Bassa russa della Duma, Sergei Naryshkin. Il presidente ucraino Poroshenko intanto ha annunciato che il 70% delle truppe russe sarebbe stato portato fuori dal territorio ucraino. Le ultime informazioni che ho ottenuto dai gruppi di ricognizione sono queste, ha detto il presidente ucraino al governo. Il 70% delle truppe della Federazione russa è stato ritirato oltre confine. Nell'est la situazione però resta liquida. Al Donbass non interessa uno status in seno all'Ucraina, ci serve l'indipendenza, ha detto un portavoce dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, ribadendo affermazioni fatte negli ultimi giorni. In precedenza il presidente ucraino Poroshenko era tornato a promettere uno statuto speciale per le regioni russofone dell'est, ma all'interno dell'Ucraina. Su questo punto l'Ucraina non pare intenzionata a mollare. L'est del paese resterà in seno all'Ucraina, ha ribadito il presidente ucraino Poroshenko. Il progetto di legge sullo status speciale di alcune zone della regione di Donetsk e di Lugansk sarà presentato al Parlamento ucraino la prossima settimana. Continua lo scambio di prigionieri tra Kiev e i ribelli filorussi dell'est ucraino, come previsto dall'accordo di Minsk sul cessate il fuoco. Ne è previsto un altro oggi alle 16, secondo lo schema 36 contro 36, ha annunciato il premier dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, scrive l'ANSA. E poi il terzo titolo di stamani è dedicato alla Fiat, che corre in borsa e guadagna il 2,7% dopo l'addio di Montezemolo a Marchionne, con Marchionne presidente della Fiat. E ancora in primo piano all'Italia parla il presidente di Unicredit Ghizzoni. Montezemolo è un buon nome, dice l'amministratore delegato di Unicredit, che è socio, banca Unicredit, e creditore della compagnia aerea, ma come al solito nessun conflitto di interessi. Vista l'esperienza di Montezemolo, potrebbe essere un buon nome per la presidenza di Alitalia, dice Federico Ghizzoni, amministratore delegato della banca Unicredit, banca che è socia e creditrice della compagnia aerea. Poi ci sono i sondaggi, il sondaggio Piepoli per l'agenzia ANSA, centro-sinistra stabile, flessione di Forza Italia, cresce la Lega Nord. Centro-sinistra stabile al 44% rispetto alla settimana precedente, Partito Democratico al 40,5%, Sinistra Ecologia e Libertà al 2,5%, il centrodestra al 30%, ma al suo interno Forza Italia perde lo 0,5% e si attesta al 15%, mentre la Lega sale ancora e raggiunge il 7% dei consensi, 3,5% sia per NCD che per l'UDC e sia per Fratelli d'Italia. Conferma il suo 21,5% il Movimento 5 Stelle di Grillo. Questo emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli, un campione di 500 casi rappresentativo della popolazione italiana fra maschi e femmine da 18 anni in su, per quello che possono valere i sondaggi. Comunque è in prima pagina. Intanto
Visita a sorpresa del segretario di Stato statunitense Kerry in Iraq, nella regione, per creare una coalizione contro gli jihadisti dello Stato islamico, e la promessa di Renzi: taglieremo le tasse sul lavoro. Questi gli argomenti principali dell'ANSA in prima pagina, mentre Dagospia, il sito, già che siamo online, il sito di Roberto D'Agostino apre con Marpionne, un uomo solo al comando, Montezuma out, cioè Montezemolo, accordo per il divorzio con l'onore delle armi e maxi liquidazione. È l'uscita di scena chiesta da Torino, ormai inevitabile dopo i vaffa di Marpionne. La separazione consensuale è l'esito principale dell'incontro di ieri pomeriggio a Maranello, un faccia a faccia non breve con Montezemolo intenzionato a chiedere una via d'uscita onorevole in cambio delle dimissioni. In alternativa non restava che la strada della chiusura d'imperio del rapporto da parte di Torino, con tutte le conseguenze di immagine e legali che questa conclusione avrebbe comportato. È prevalsa la scelta della conclusione concordata. Montezemolo si dimette, Marchionne e Elkann apprezzano i suoi 23 anni di lavoro nel gruppo Ferrari. La prima pagina invece del sito internet, sempre interessante per chi segue la politica, formiche.net, si apre con le sfide e le grane del prossimo presidente della Commissione europea Juncker alle prese coi colossi del multimediale di internet, Google e Android, e con la politica interna. Cosa insegna il caso Richetti, che è finito sotto indagine per peculato insieme all'altro concorrente alle primarie per l'elezione alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Mentre diamo un'occhiata anche al quotidiano L'Intraprendente, il giornale d'opinione dal nord diretto da Giovanni Sallusti. L'apertura è su Milano e i tassisti di Taxi Nero che minacciano di paralizzare la città durante la settimana della moda e fino alla fine dell'Expo con azioni a sorpresa, rifiutano la concorrenza. È ora di fargli capire, scrive Federica Dato, che qui chi non vuol lavorare è un peso. E l'altro articolo di primo piano a firma di Matteo Borghi è dedicato invece all'accordo Renzi-Berlusconi, Renzusconi all'atto finale. A Torino Partito Democratico e Forza Italia presentano una lista unica per la città metropolitana. È dunque ufficiale, il partito di Berlusconi è ormai la stampella di Renzi, con buona pace della rivoluzione liberale. Ma c'è anche l'articolo di Francesca Carrarini, sempre sul quotidiano L'Intraprendente online, l'intraprendente.it, sugli indipendentisti che ora vogliono allearsi con Zaia. Il 18 settembre la Scozia è chiamata alle urne per diventare indipendente o no. Il mondo indipendentista tutto, dai catalani ai fiamminghi, ai veneti, ai sardi, ai siculi, è in fermento. Sarebbe la prima applicazione in Europa del diritto di autodeterminazione dei popoli, quello invocato da Barcellona contro Madrid e da Venezia contro Roma, con la famigerata legge regionale 342 che è stata impugnata ad agosto dal governo Renzi, la legge del Veneto per il referendum sull'indipendenza. Un anno è quanto servirà alla Corte Costituzionale per esprimersi sulla reale possibilità di indire il referendum per l'indipendenza del Veneto. Il mondo sovranista veneto è già giunto a sentenza: se lo fanno gli scozzesi, lo possiamo fare anche in Veneto. Per loro conta poco, scrive Francesca Carrarini sull'Intraprendente, conta poco l'esito della consultazione referendaria. L'autodeterminazione è un diritto intenzionale, un diritto dell'uomo, un diritto di tutti e quindi anche dei veneti. Il 9 novembre poi tocca alla Catalogna. Voto, quello catalano, illegittimo secondo il Parlamento spagnolo e la Corte Costituzionale, che nulla però hanno potuto sulla volontà del presidente della Generalitat de Catalunya, Artur Mas, deciso a guidare il popolo alla rivolta qualora Barcellona dicesse sì all'indipendenza dalla Spagna. I catalani, come i veneti, che al contrario degli scozzesi che hanno ottenuto da subito il beneplacito di Londra, devono superare lo scoglio della indivisibilità della Repubblica, quell'articolo all'interno delle rispettive Costituzioni a cui i governi spagnolo e italiano guardano per rendere nulli i diritti liberamente contratti con la ratifica del Trattato di New York. Anche sul fronte delle motivazioni, i due popoli, catalano e veneto, sembrano due facce della stessa moneta. Con l'avanzare della crisi economica, il sentimento indipendentista è andato crescendo. La Catalogna, tra le più ricche regioni dello Stato spagnolo fino a qualche anno fa, ha chiesto al governo centrale di poter trattenere sul territorio la totalità delle tasse versate dai cittadini. Il premier spagnolo Rajoy ha escluso l'ipotesi, animando così il fronte dell'indipendenza che si è riversato in piazza per protesta, 1 milione di persone. Numeri che il Veneto ha sulla carta. I sondaggi lanciati anche recentemente dalle testate nazionali
parlano di un consenso alla secessione del Veneto pari al 70% della popolazione residente nella terra serenissima, che presto troverà nei dati elettorali la sua conferma. Le elezioni, che si terranno in Veneto a marzo del prossimo anno, saranno decisive per il futuro del referendum. Il maggior cartello sovranista Noi Veneto Indipendente, che unisce sotto il suo simbolo diversi movimenti politici che fino ad oggi si sono battuti per il referendum, si è già detto deciso al voto utile, nessuna corsa solitaria, ma appoggio al candidato che intende fare della loro missione la sua missione. Sono tutti interlocutori, aveva detto ad agosto l'avvocato Luca Azzano Cantarutti, ma appare evidente che il collegamento dei movimenti indipendentisti veneti sia con la lista dell'attuale governatore Luca Zaia. A fine settembre un incontro organizzato dal cartello indipendentista potrebbe essere occasione per parlare a carte scoperte e capire quale sia il progetto alla base del sodalizio col presidente Zaia. Zaia diviso tra la sua volontà e quella del suo partito Lega Nord, che urla libertà. Così scrive il quotidiano L'Intraprendente a proposito di indipendenza del Veneto, l'articolo è di Francesca Carrarini in prima pagina, in primo piano. Dopodiché il quotidiano diretto da Giovanni Sallusti riprende anche l'articolo pubblicato ieri sul Secolo XIX di Genova, sul diritto degli imprenditori cinesi di assumere solo cinesi. Il pezzo è di Matteo Borghi ancora. Vengono qui, ci rubano il lavoro e neppure ci assumono come dipendenti se ne abbiamo bisogno. Ecco, in pillole una vulgata piuttosto diffusa a proposito di cinesi. E invece, scrive Borghi, hanno il diritto di assumere solo cinesi. Ma c'è anche un articolo dedicato a Radio Padania. In linea col modello coreano, Radio Rossa Padania apre a Diego Fusaro, un giovane economista che non fa velo di richiamarsi alla tradizione di studi di Karl Marx, che spesso è ospite su Radio Padania. La radio è bella perché ci sono tante voci. C'è anche un numero però in prima pagina sull'Intraprendente di Giovanni Sallusti, è il numero di quanto hanno lasciato fino ad oggi e continuano a lasciare, perché ci sono un paio di migliaia di euro regalati a Roma ogni secondo che passa. È il contatore, un'iniziativa del quotidiano L'Intraprendente, il contatore del residuo fiscale lombardo in questo caso. Ad oggi i lombardi hanno regalato alle casse di Roma, è la differenza fra quanto pagano i cittadini e le cittadine lombardi in tasse e quanto ricevono sul territorio indietro. Fino ad oggi questo conto da 39 miliardi e 59 milioni e 193 mila, che sono già diventati 199 mila euro. 39 miliardi di euro e 59 milioni e rotti regalati finora dai cittadini lombardi. Dall'inizio dell'anno i cittadini lombardi hanno perso questa cifra, 39 miliardi e via dicendo, perché il contatore ogni secondo che passa si arricchisce di svariate migliaia di euro che i lombardi lasciano nelle casse di Roma. In prima pagina sull'Intraprendente. Oggi siamo di manica larga, andiamo a guardare anche la prima pagina dell'Huffington Post, gruppo Espresso, Lucia Annunziata, già direttore, addio d'oro per Montezemolo, in primo piano, e poi la vicenda del caos PD in Emilia-Romagna. Auto blu, giravo con una Seat Ibiza e non mi ritiro, dice Bonaccini, uno dei candidati. Ma adesso andiamo a un altro articolo, oggi non abbiamo fatto in tempo a citarlo, compare, anzi è un'intervista, quella di Paolo Berizzi, compare a pagina 17 di Repubblica, ed è l'intervista a un jihadista, tra virgolette, italiano, vale a dire uno che è stato a combattere in Siria ed è tornato, in questo caso a Cologno Monzese dove risiede insieme ad altri, era già venuta fuori la notizia. Si chiama Ammar Basha, da Cologno Monzese in Siria per combattere Assad. Non taglio le gole, voglio soltanto giustizia. Così Repubblica riassume la conversazione di Paolo Berizzi con questo signore che risiede a Cologno Monzese, appunto, e che è andato in Siria a combattere il presidente Assad. Mi chiamano terrorista, ma ho fatto solo quel che farebbe qualunque musulmano. Sbaglia chi uccide in quel modo i giornalisti. È un errore perché poi lo spiega nell'intervista perché è un errore tagliare le gole dei giornalisti. Quando vedi la morte in faccia, dopo non hai più paura di niente. Ho difeso i civili siriani, come potrei uccidere civili in Europa? Le esecuzioni fanno il gioco di chi tace sui massacri di Assad. Dice il signor Ammar Basha che sgozzare un uomo con le mani e i piedi legati è una cosa che non mi piace
ed è un errore, perché così fai il gioco di chi tace sui crimini di Assad. I media occidentali mostrano al mondo i video delle esecuzioni per pulirsi la coscienza dai loro silenzi sui massacri di massa. Così inizia la chiacchierata, la conversazione di Paolo Berizzi con Ammar Bascià, jihadista di ritorno, scrive Repubblica, alle 4 del pomeriggio in un bar sotto i portici a Cologno Monzese, alla periferia di Milano. Manifestazioni contro Assad a Milano, all'inizio in 15, poi 200, ma in 2 anni e mezzo è cambiato niente, nessuno ha mosso un dito, tutti zitti, e gli Stati Uniti sempre lì ad appoggiare Assad. A quel punto sono partito e ho preso le armi, ma non farei mai un attentato. Scusi, se sono andato in Siria per difendere i civili, come potrei far morire dei civili in Europa e altrove? È andato a combattere in Siria a fine marzo 2012. Il primo a partire, racconta Ammar Bascià, Cologno Monzese, è stato il mio amico Haitham Sakna, l'elettricista 41enne che nel 2012 guidò l'assalto all'ambasciata siriana a Roma prima di unirsi ai ribelli ad Aleppo. La Digos arriva a me, racconta l'uomo intervistato da Repubblica,
perché hanno in mano questo video di lui che uccide un soldato di Assad. Lui, Haitham, è partito all'inizio di marzo, io dopo un po', perché dovevo finire le pratiche per il permesso di soggiorno, non lo vedo da 2 anni. Ha ucciso in Siria? Domanda Paolo Berizzi. Risponde Ammar Basha, da Cologno Monzese. In guerra, quando spari a distanza, non sai mai quello che succede, ma non ho mai sparato in faccia o fatto esecuzioni. Ho sempre e solo combattuto contro soldati. Sono stato là 1 anno e mezzo, da marzo 2012 a luglio 2013. C'è l'inferno. Un giorno a Homs hanno ucciso 500 persone e nessuno ha detto nulla. Il video dei 2 reporter americani, invece, ha fatto il giro del mondo. Facevo parte di un piccolo gruppo, 200 persone, tutti civili. Ora si parla di Stato islamico, di capi e gerarchie, ma almeno fino all'estate del 2013 operavano solo gruppi autonomi, uomini provenienti dai paesi che si mettono insieme. Abbiamo usato armi semplici, fucili, pistole, non le bombe chimiche di Assad. Gli ostaggi che prendevamo li scambiavamo, niente sgozzamenti. E comunque non c'era, anzi secondo me ancora non esiste una regia. Tutti i gruppi certamente si riconoscono nello slogan Stato libero. Sono rientrato in Italia a luglio 2013, ferito alla gamba da un colpo di mitragliatrice. Arrivato a Cologno Monzese volevo stare tranquillo. Sono andato in Svezia e ho chiesto asilo politico. È un paese che ha aiutato la Siria. In 6 mesi nel centro di accoglienza di Gallivare, in Svezia, sarò uscito sì e no 3 volte. C'erano meno 30 gradi e poi ero stremato. Sarei stato in Svezia tutta la vita, ho chiesto il permesso di soggiorno, ma il governo italiano ha chiamato quello svedese e ha bloccato tutto. Avevano saputo che ero stato in Siria. Al mio ritorno in Italia la Digos è venuta a Voghera, mi hanno portato a Milano e addio documenti. Dopo la Svezia, prima del ritorno a Cologno, i radar dell'antiterrorismo l'hanno trovato in Turchia, quest'uomo Ammar Basha. Sono andato a trovare, dice lui, la mia famiglia, mia madre, 7 fratelli, 20 nipoti. Li avevo visti 2 volte in 15 anni. Dopo che Aleppo è stata distrutta, si sono trasferiti a Kelesh, sul confine turco-siriano. Hanno arrestato mio fratello e 2 cugini solo perché io ho partecipato alla rivolta contro il regime. Ma il sospetto del ROS dei Carabinieri e dell'Ucigos antiterrorismo è che quest'uomo rientrato in Italia possa aver reclutato altri guerriglieri da avviare al jihad e all'islamismo violento. Chi vuole andare in Siria, dice Ammar Basha, rispondendo a questa obiezione dell'intervistatore, non ha certo bisogno di me, va da solo per conto suo, conosce già tutto dal racconto dei familiari e poi in questo momento non c'è bisogno di convincere la gente ad andare là, ci vanno già per una causa giusta. Nel 2012 eravamo solo siriani a combattere, adesso arriva gente anche dall'Europa. Cos'è la jihad? Non è tagliare la gola a un giornalista, quelli sono errori che non servono. La jihad è lotta armata, ma non solo quello, è aiutare la gente, è come educhi tuo figlio. Se la parola jihad vuol dire esercitare il massimo sforzo, ha un significato su tutti gli aspetti della vita, anche al lavoro. Prima di fare il guerrigliero facevo il serramentista, a Torino ho fatto lavori nel nuovo stadio e al Politecnico, poi ho commerciato auto. I soldi che ho messo da parte li ho dati tutti alla famiglia e qualcosa anche per organizzare i primi presidi contro Assad a Milano. Quando hai visto la morte in faccia non hai più paura di niente, neanche di essere arrestato adesso a questo punto in Italia, a Cologno Monzese. Così Repubblica intervista quello che chiama il jihadista, tra virgolette, italiano, di ritorno dall'orrore. Sulla performance invece in Parlamento ieri del ministro Alfano va segnalato il commento di Gian Michalessin su Il Giornale di oggi. Il ministro fa il furbo è il titolo, ecco le verità che vuole nasconderci, una sciagurata scelta politica dietro l'attuale situazione di pericolo e i servizi di sicurezza ne erano da tempo al corrente. Per sapere quello che ci ha raccontato ieri Angelino Alfano non serviva un ministro degli interni, scrive Michalessin. E non serviva neanche la macchina dell'intelligence né gli analisti del Viminale, bastava un bignami dei giornali dell'ultimo anno. È esattamente quello che il ministro degli interni ha propinato a noi cittadini e al Parlamento. La relazione di Alfano sullo Stato islamico e gli jihadisti nostrani glissa amabilmente sui motivi invece per cui in Italia e in Europa si è arrivati a questo punto. Partiamo dal 2011, quando sull'onda delle primavere arabe si infiamma anche la Siria. Allora Washington, Londra e Parigi non avevano dubbi su chi erano i buoni e chi i cattivi.
Sull'onda delle primavere arabe, l'Occidente vara una politica di sostegno ai ribelli e di condanna del regime di Assad. Il governo Monti prima e quello Letta poi si adeguano senza discutere e così il 13 maggio 2012 il ministro Giulio Terzi non si fa scrupoli a ricevere alla Farnesina il presidente del Consiglio nazionale siriano Burhan Ghaliun, capo politico di quei ribelli già allora finanziati dal Qatar e monopolizzati dall'estremismo di Al-Qaeda e dello Stato islamico. La frittata a quel punto è fatta, scrive Jean-Michel Essin su Il Giornale. Da Roma a Londra, da Parigi a Bruxelles, i servizi segreti adottano la linea dettata dalla politica e abbassano la guardia. Anzi, scelgono di chiudere un occhio o due sulla transumanza dei volontari islamisti impegnati a raggiungere le retrovie turche e giordane del jihadismo armato. Per restare a casa nostra, pensate al caso denunciato dal Giornale del signor Haitham Sakna, che è esattamente l'elettricista di Cologno Monzese di cui parlava anche Ammar Bascià nell'intervista a Repubblica che abbiamo letto prima. È ripreso in un filmato dell'aprile 2013, poi diffuso dal New York Times, mentre partecipa al massacro di un gruppo di prigionieri. Oggi la Procura di Milano indaga su di lui, ma quando, febbraio 2012, l'apprendista massacratore viene arrestato al termine di un assalto all'ambasciata siriana di Roma, la magistratura è velocissima nel rimetterlo in libertà e quando mesi dopo Haitham decide di partire per la Turchia e raggiungere i compagni d'armi già al lavoro nella provincia siriana di Idlib, è la nostra intelligence a far finta di non sapere e di non vedere. Del resto, a quel tempo, così facevano tutti. Perciò oggi, grazie a quelle politiche dissennate, corriamo gli stessi rischi degli altri. Rischiamo, anche se Alfano fa di tutto per non farcelo capire, il ritorno più o meno clandestino di qualche veterano della jihad siriana pronto a sperimentare nel bel paese le capacità operative apprese sul campo. Non ci credete? E allora guardate cosa è riuscito a fare un signore chiamato Mehdi Nemmouche. Prima di lasciare la cittadina francese di Roubaix alla volta della Siria, questo 29enne francese di origini algerine è, al pari del nostro Haitham Sakna di Cologno Monzese, un militante come tanti. Quando il 24 maggio si presenta davanti al Museo ebraico di Bruxelles, armato di Kalashnikov, è uno spietato killer, capace di massacrare in pochi attimi 4 persone. Ma Mehdi Nemmouche è anche, come racconta oggi il giornalista francese Nicolas Henin, liberato dallo Stato islamico dopo il pagamento di un riscatto, il giornalista francese liberato con un riscatto di 12 milioni di euro. Questo Nemmouche, francese che va in Siria a combattere e poi fa la strage al Museo ebraico di Bruxelles, era stato anche il carceriere che teneva incatenati il giornalista francese poi rilasciato su riscatto e l'americano James Foley, decapitato a metà agosto. Ed è anche, si apprende ora, il pianificatore Nemmouche di un attentato studiato per eliminare Hollande e vari ministri del governo francese in occasione delle celebrazioni del 14 luglio. Non c'è riuscito, l'hanno catturato prima, ma i tipi come lui, partiti dall'Europa, sono qualche migliaio e almeno una cinquantina sono pronti a rimettere piede nel distratto bel paese. Ora non sarà il caso dell'uomo intervistato da Repubblica, ma è il tragitto che ha fatto anche lui, da qui alla Siria e ritorno. A proposito di Ministro dell'Interno, poi riprendiamo sull'argomento terrorismo domestico e possibili pericoli, ne parla anche la Stampa, però sulla Stampa di Torino, a proposito di Alfano, dicevamo, c'è un articolo, il primo, l'unica pagina di cronaca torinese e piemontese disponibile a Milano, sulla polizia stradale. Le divise sono finite, chi la vuole se le deve comprare. La denuncia del sindacato di polizia che denuncia una situazione di grave emergenza per la polizia stradale, problema che ricade direttamente sugli agenti e che nessuno finora ha smentito. È rimasto solo un paio di stivali. Sono 239 in provincia gli agenti della stradale tra Susa, Chivasso, Pinerolo e ovviamente Torino. 200.000 chilometri quelli percorsi dalla metà del parco macchine della polizia stradale del torinese. 240 euro è quanto spende un agente tra pantaloni e stivali gommati. I nuovi agenti della stradale neoassunti non hanno le divise. I magazzini di Alessandria sono vuoti. A Torino, ufficio logistica in Corso Valdocco, c'è solo un paio di stivali numero 40, uno solo. Sono andato personalmente l'altro ieri, così i ragazzi se lo vanno a comprare di persona l'equipaggiamento, dice
Vincenzo Farina, segretario regionale Piemonte e Val d'Aosta del COISP, sindacato indipendente delle forze di polizia. La situazione della polizia è gravissima, quella dei corpi speciali è drammatica. Le divise incriminate, quelle che la stradale deve avere in qualità di corpo di settore, sono i pantaloni bordati e gli stivali. I nuovi assunti non dispongono di questi capi. Quelli in organico, se va bene, ne hanno una sola, o invernale o estiva, con conseguenti gravi disagi nelle stagioni opposte a quelle dei capi che si posseggono. Alcuni se la cavano perché qualche collega, destinato ad altra mansione, cede i pantaloni e gli stivali, purché siano compatibili le misure. È emergenza nel corpo della stradale di tutto il Piemonte. A livello regionale circa 1100 poliziotti, soltanto a Torino 230. Pochi giorni fa un dirigente, che vuol restare anonimo, è andato a Novara a rifornirsi di pantaloni e stivali e se li è pagati. I tagli indistinti, spiega Vincenzo Farina, ci hanno colpito come corpo e sono stati alti, ma mentre chi lavora in questura o nei commissariati dispone della divisa che gli hanno dato durante la formazione, gli altri no. Così in cronaca di Torino. Ma la stampa si occupa anche, con Grazia Longo, delle cellule terroristiche islamiche in Veneto e a Genova, occhi puntati sui reclutatori, aperti vari filoni di indagine anche sulle seconde generazioni di stranieri presenti in Italia. L'allarme di reclutamento in Italia di soldati pronti a partire per la guerra santa islamica è fondato, scrive la stampa. Da oltre un anno diverse procure del paese stanno investigando sul coinvolgimento di giovani disposti ad andare a combattere in Siria. In 3 città esistono già indagati, 5 sono quelli perseguiti dalla Procura di Venezia con l'accusa di essere reclutatori di jihadisti. Nel Veneto sono concentrati gruppi estremisti tra Belluno, Treviso e Pordenone. 4 le persone indagate a Milano, altre 4 a Genova. Il caso più noto è quello del genovese Giuliano Del Nevo, convertitosi all'islamismo prendendo il nome di Ibrahim, che è morto nel giugno 2013 in Siria. Tra gli altri 3 uomini iscritti nel registro degli indagati a Genova c'è un suo amico, Umar Lazzaro, che però ha preso le distanze da Del Nevo, si è rifiutato ad andare in guerra nel nome dell'Internazionale Islamica e sta collaborando con gli inquirenti. Dovrebbe essere interrogato nelle prossime settimane. Dalle sue rivelazioni potrebbero emergere elementi utili per le inchieste. Di nazionalità marocchina sono invece gli altri 2 indagati dai magistrati di Genova, di cui però non si sa più assolutamente nulla, scrive la stampa. Movimenti verso la Siria sono all'attenzione anche delle procure di Bologna e Roma. Cresce intanto la paura che non ci siano solo inglesi di seconda o terza generazione che si convertono e si scatenano contro l'Occidente, a partire dalla repressione della polizia dei costumi fino a gesti estremi come la decapitazione di giornalisti. C'è anche un'interessante analisi di attendibili fonti israeliane riportate dalla rivista di intelligence Gnosis, che ci offre la fotografia delle migrazioni dei combattenti occidentali verso la Siria. Basta dare un'occhiata ai numeri per rendersi conto della portata della questione. I volontari stranieri oscillano tra 6 e 12.000, 2.500 sono di origine occidentale, praticamente il 24% dei combattenti stranieri, tra i 40 e i 50 quelli provenienti dall'Italia, tra 200 e 350 dal Regno Unito, 200 dalla Germania, dalla Francia tra 2 e 400, dall'Australia tra 80 e 200. Nell'America del Nord ne sono stati reclutati 120-124, di cui 20-24 negli Stati Uniti. L'emergenza da affrontare è la radicalizzazione dei proclami dello Stato islamico, che dilaga a macchia d'olio. Facili si stanno rivelando le modalità di arruolamento jihadista. Ovunque la mobilitazione avviene attraverso internet in modo rapido, incisivo e faticosamente individuabile. Un reclutamento virtuale ma mortale. Mentre Libero su questo tema racconta dalla Germania con Daniel Mosseri di terroristi e poliziotti della Sharia, le Jihad-Truppen, titola Libero. Berlino si trova lo Stato islamico in casa. Arrestati 2 islamici che cercavano di partire per la Siria, sarebbero 320 i tedeschi che si sono uniti al califfato, e in Renania è spuntata una milizia religiosa per controllare i costumi, con tanto di pettorina, di giubbetto, diciamo così, molto visibile arancione, e con scritto Sharia Police. Sembrerebbe quasi un'iniziativa, diciamo, bizzarra, provocatoria, comica, però a quanto pare l'hanno presa molto sul serio. In Germania non tollereremo la Sharia
sul suolo tedesco, ha detto il ministro degli interni di Berlino Thomas de Maizière, a commento dei fatti di Wuppertal. Cos'è successo a Wuppertal, centro industriale del Nord Reno-Vestfalia? La città è tornata sulle prime pagine dei giornali tedeschi dopo che un gruppo di giovani islamici di osservanza salafita, una delle correnti più radicali, si dice, dell'Islam, si è costituito in Sharia Police, cioè in una specie di ronda con tanto di giubbotto fosforescente e scritta in inglese, Sharia Police, giusto appunto, il cui scopo è riportare gli abitanti di Wuppertal sulla retta via, la via del Corano. Di conseguenza, niente alcol, droghe, gioco d'azzardo e prostituzione, che peraltro è legale in Germania. Occorre ricordare, scrive Daniel Mosseri su Libero, che il Land Nord Reno-Vestfalia è uno dei motori dell'economia tedesca. Dagli anni 60 attira immigrati dall'Europa, dalla Turchia, dal Medio Oriente. Se le regioni dell'ex Germania dell'Est conoscono il tema dell'immigrazione da paesi islamici in modo molto marginale, fra i 18 milioni di cittadini del Nord Reno-Vestfalia ci sono oltre 4 milioni di persone di origine straniera. Prima del ministro dell'interno de Maizière erano stati il capo della polizia e il sindaco della città di Wuppertal a protestare, ribadendo il capo della polizia che il monopolio del controllo dell'ordine spetta alla forza pubblica e il sindaco che la città è fiera detentrice di una tradizione di tolleranza fra le sue diverse componenti. Mica tanto, scrive il giornalista di Libero, se si considera che a fine luglio Wuppertal era agli onori delle cronache per il tentato incendio della locale sinagoga da parte di un gruppo di giovani palestinesi che avevano attaccato il tempio ebraico con le Molotov. E sempre da Wuppertal proveniva Burak Karan, giovane promessa della Alemannia Aachen di calcio, sparito nel 2008. Karan è morto nel 2013 in Siria, invischiato nella guerra civile fra jihadisti e il regime del presidente Assad. Mentre il resto del governo tedesco prendeva posizione contro la ronda islamica di Wuppertal, il suo ideatore Sven Lau si prendeva gioco delle istituzioni. Ex pompiere 33enne, convertito alla fede salafita con il nome di Abu Adam, ha pubblicato sul suo sito web un video in cui spiega che la Sharia Police di Wuppertal è stata solo una provocazione, uno spunto per aprire un dibattito sulla legge islamica in Germania. Tempismo non eccellente quello del predicatore salafita, scrive Libero, visto che i giornali grondano notizie su un rafforzamento dell'Islam radicale in Germania. Sarebbero oltre 320 i giovani tedeschi che negli ultimi mesi si sono uniti al jihad in Siria. Ed è di questi giorni la notizia dell'arresto di 7 persone assoldate dagli estremisti. 3 uomini fra i 23 e i 28 anni sono stati fermati sabato scorso all'aeroporto di Francoforte, in arrivo da un volo da Mombasa, Kenya. I 3 sono sospettati di essere stati addestrati dai terroristi somali di Shabaab. Su di loro, ha reso noto la Procura Generale tedesca, pende il sospetto di appartenere a un'organizzazione terroristica straniera e di voler preparare atti di sovversione violenta. Al-Shabaab è ritenuta responsabile, è uno dei movimenti islamici, somalo per la precisione in questo caso. Al-Shabaab è ritenuta responsabile dell'attentato dello scorso settembre contro il centro commerciale Westgate di Nairobi in Kenya, 67 morti. Ancora, 2 salafiti sono stati arrestati a Zimbabwe am Inn, presso il confine austro-tedesco, con l'accusa, secondo quanto riferito dal ministro degli interni della Baviera Joachim Herrmann, di volersi unire alla guerra in Siria. Uno di loro è anche sospettato di essere un reclutatore di giovani. Altri 2 uomini, infine, sono stati arrestati in Kenya lo scorso 29 agosto con l'accusa di appartenere al movimento terroristico islamico Al-Shabaab. I politici tedeschi, conclude Libero, si interrogano in queste ore sui rischi di diffusione dell'integralismo in Germania. La questione è di competenza anche dei servizi sociali, visto che i salafiti fanno molti proseliti nelle carceri. Dalla loro parte gli imam hanno libertà di accesso nelle prigioni in quanto cappellani riconosciuti dallo Stato tedesco. Per questo motivo alcuni Länder si stanno muovendo nella direzione di formare imam certificati che curino sì le anime dei detenuti di fede islamica, senza però indulgere in tentazioni estremiste. Un suggerimento alle istituzioni tedesche per affrontare il fenomeno dell'estremismo islamico
arriva dal deputato laburista israeliano Nachman Shai in visita a Berlino su invito dell'Associazione di Amicizia Israelo-Tedesca. Shai non ha dubbi. Non so perché tanti giovani aderiscano al jihad, ha detto il deputato laburista israeliano, ma la prima cosa da fare è veicolare questo messaggio. Chi parte per la guerra santa non può tornare indietro. Lo Stato deve togliergli il passaporto e la nazionalità. Il governo britannico si è già mosso in questo senso. A proposito invece di monitoraggio delle persone che arrivano e continuano a farlo con l'operazione Mare Nostrum, c'è un articolo di Nello Scavo oggi su Avvenire che cerca di fare il punto sul monitoraggio di Frontex e sulla nuova missione Frontex Plus. Intorno a Frontex Plus, che il ministro Alfano ha annunciato come la prosecuzione e la compartecipazione europea all'operazione Mare Nostrum, c'è ancora incertezza. Intanto non si conosce quanti paesi dell'Unione Europea abbiano aderito a Frontex Plus. Al contrario, da note riservate si scopre che ci sono forti resistenze delle cancellerie europee. Inoltre, i sistemi radar europei Seahorse, nell'ambito di Frontex, l'Agenzia per la protezione dei confini europei, che dovrebbero vigilare sulle rotte dei trafficanti, non sono mai stati attivati. Secondo fonti della delegazione italiana incaricata di studiare le modalità di chiusura dell'operazione Mare Nostrum, colpevole di aver alzato la tensione sarebbe Cecilia Malmström, la commissaria europea, peraltro a fine mandato, e che nella nuova commissione Juncker non si occuperà più di immigrazione. Cos'è successo? Che a fine agosto la commissaria Malmström annunciò la nascita di Frontex Plus. Seguirono entusiastici commenti da parte italiana. Nelle stesse ore in cui il ministro Alfano celebrava questo risultato, alti funzionari del suo Ministero dell'Interno gli facevano notare che la mossa della commissaria Malmström era stata avventata perché l'annuncio era avvenuto senza che ne fossero informati gli Stati membri, cioè era una specie di contentino per Alfano nel migliore dei casi e poco più, perché Frontex Plus non è stata firmata da nessuno degli Stati europei in questione. Un'imprudenza, secondo alcune fonti, calcolata, quella della commissaria Malmström, e non involontaria, che rischia però di far allontanare la partecipazione degli altri paesi al pattugliamento del Mediterraneo, Frontex Plus, che dovrebbe sostituire Mare Nostrum. Sebbene a quanto risulti non avrà quale scopo principale quello della ricerca e soccorso in mare dei migranti. Intanto si cerca di rafforzare altri strumenti passati in secondo piano. Il controllo delle frontiere, più che dai pattugliamenti via terra o via mare, passa dalle tecnologie. Nel corso di colloqui tra autorità italiane e i vertici di Frontex, l'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere, il Ministero dell'Interno ha dato la disponibilità a sostenere l'operazione Seahorse Mediterraneo, cioè il controllo tecnologico radar delle frontiere mediterranee, un progetto a guida spagnola finanziato dall'Unione Europea che prevede la creazione di una rete protetta di comunicazione satellitare tra i paesi delle due sponde del Mediterraneo per scambiarsi informazioni per il contrasto dell'immigrazione clandestina via mare. Il sistema è basato su rilevazioni radar capillari assistite dai satelliti. Senza la cooperazione però della sponda sud del Mediterraneo, degli stati nordafricani, ogni proposito sarà vanificato ed è quello che sta accadendo adesso. Ad oggi ha aderito soltanto la Libia, il peggio conciato fra i paesi del Nord Africa. Una beffa, scrive Avvenire, se si pensa che proprio da lì partono i barconi carichi di migranti. Si tengono alla larga dall'accordo invece paesi come l'Egitto e la Tunisia. Stando ai progetti, il Seahorse Mediterraneo costituirà una di quelle reti regionali che potranno connettersi col sistema Eurosur per la sorveglianza delle frontiere esterne. Per il 2014 era attesa l'adesione di Algeria, Tunisia ed Egitto, che avrebbero dovuto aggiungersi a Spagna, Italia, Francia, Malta, Portogallo, Cipro, Grecia e Libia. Le diplomazie lavorano per allargare la platea degli stati che aderiscono al progetto, ma l'emergenza immigrazione ha rimesso tutto in discussione. Insomma, i radar sono ancora spenti, quelli di Frontex, e per l'operazione Frontex Plus gli stati non hanno aderito, contrariamente a quello che ci ha raccontato il ministro Alfano. La commissaria Malmström gli ha dato il contentino, ma gli stati non hanno aderito. Chiudiamo questo capitolo ancora con 3 segnalazioni. La prima
dal giornale, in pagina di cultura, si parla di un autore, Pier Francesco Prosperi, autore di fantascienza distopica. Non so bene neanche cosa significhi, però in uno dei suoi libri, ci racconta il giornale, questo autore Prosperi ha previsto il califfato in Italia, nascerà l'anno prossimo e non è fantascienza. Lo scrittore sta per ultimare la trilogia di romanzi shock, iniziata nel 2007 col profetico La moschea di San Marco, era il titolo del primo libro della trilogia. Nel 2014 in Iraq i fondamentalisti sunniti creano il califfato minacciando di giungere fino a Roma, fanno strage di sciiti, cristiani, curdi, yazidi, turcomanni ed ebrei. In Italia la critica all'Islam radicale porta il giornalista Magdi Cristiano Allam di fronte al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti e si scoprono cellule di reclutamento di combattenti per lo Stato islamico. Nel 2015, anno prossimo, nelle elezioni politiche, il Partito della Verità, che riunisce i musulmani immigrati con cittadinanza italiana e gli italiani convertiti all'Islam, conquista la maggioranza assoluta. In quello stesso anno il successore di Ratzinger appoggia il nuovo corso politico e la fede musulmana. Il primo capoverso racconta cose avvenute, scrive Gianfranco De Turris intervistando l'autore del libro. Il secondo capoverso invece cose che potrebbero avvenire. Un autore italiano che scrive fantascienza da mezzo secolo ha immaginato questa situazione da brivido, il califfato in Italia. Tornando invece alle cose vere, reali, segnalo ancora su Avvenire un'intervista a Bian Dakhil Zeid, parlamentare irachena della comunità yazida. Una tragedia quella degli yazidi già dimenticata, dice la parlamentare irachena. Servono un'inchiesta sugli scomparsi e procedure d'asilo più facili. La situazione qual è? Degli yazidi, una delle minoranze più duramente colpite dai combattenti dello Stato islamico di Siria e Iraq. La situazione degli yazidi è questa, fa il punto la deputata Bian Dakhil Zeid. Circa 400.000 profughi, oltre 3.000 persone uccise dallo Stato islamico o morte di fame e di sete durante la fuga, 25.000 famiglie nei primi 10 giorni degli attacchi che hanno cercato rifugio sulle montagne del Sinjar, trovandosi a soffrire per l'intensa calura, 250 bambini, molti dei quali neonati, morti di sete. Non basta, aggiunge la deputata irachena di origine yazida. Decine di ragazze sono state vendute al mercato per $150 e di 5.000 persone rapite, soprattutto donne e bambine, non sappiamo più niente. Dopo una settimana dai massacri e dalla fuga degli yazidi, nessuno aveva detto nulla, nonostante la richiesta di aiuto proveniente dagli yazidi. È anche per questo che i terroristi hanno continuato a ucciderci. Nel solo villaggio di Kojo, in poche ore, hanno fucilato 413 persone, anche ragazzi. Gli anziani li hanno messi in santuari che poi hanno fatto saltare in aria. Soltanto dopo che ho parlato in Parlamento iracheno, il mondo ha cominciato a guardare, ma era ormai troppo tardi. E oltretutto l'interesse è durato pochi giorni. I riflettori si stanno nuovamente spegnendo. Invece abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Abbiamo migliaia di rifugiati yazidi nel Kurdistan iracheno e sta arrivando l'inverno. Chiediamo un'inchiesta internazionale per ritrovare gli yazidi rapiti. Chiediamo ai paesi occidentali di facilitare le procedure d'asilo. Serve anche una forza di protezione internazionale per le minoranze in Iraq e infine un aiuto umanitario. Quanto ai raid aerei statunitensi contro lo Stato islamico, certamente sono un grande aiuto, dice la deputata Bian Dakhil Zeid, rappresentante degli yazidi nel Parlamento di Baghdad. I terroristi hanno paura solo delle bombe americane. Tuttavia il problema non è solo lo Stato islamico, ma anche i sunniti locali che vivono nell'area del Sinjar e che purtroppo stanno aiutando lo Stato islamico a ucciderci. Nei secoli abbiamo subito vari massacri, dice la deputata yazida nel Parlamento iracheno. Eppure non abbiamo mai fatto male a nessuno. Stavolta però siamo rimasti sorpresi, soprattutto da questi vicini arabi di casa, sunniti, con i quali noi ci sentivamo amici fraterni. Si sono trasformati in nemici mortali. Per questo quasi tutti ora vogliono una cosa sola: andarsene dall'Iraq. Così ad Avvenire la deputata yazida nel Parlamento iracheno di Baghdad, Bian Dakhil Zeid. Infine chiudiamo il capitolo con un articolo in realtà comparso ieri sul Foglio di Giuliano Ferrara nella pagina 3,
e che si occupa dell'esercito dei lobbisti occulti nei think tank di Washington, statunitensi americani. È l'esercito dei lobbisti nei pensatoi, nei centri di ricerca, che poi fanno anche opinione, fanno tendenza e influenzano il Congresso, il Parlamento, nell'elaborazione delle leggi. C'è stata un'inchiesta del New York Times che ha analizzato le donazioni estere per influenzare la politica americana. E Wall Street si muove a fari spenti, scriveva il Foglio, cioè la comunità finanziaria zitta, Emirati Arabi, Norvegia, Giappone, ma soprattutto Qatar. Negli ultimi 4 anni sono entrati 92 milioni di dollari stranieri nelle casse dei pensatoi cosiddetti indipendenti, che in cambio promuovono, in opere o in omissioni, analisi favorevoli agli interessi dei finanziatori, naturalmente. Se il Qatar finanzia i pensatoi americani, è chiaro che i pensatoi americani non andranno contro i finanziatori del Qatar. Peccato che il Qatar, ha fatto notare il New York Times, è anche finanziatore dei movimenti islamici integralisti nell'area della Siria e dell'Iraq. I pensatoi, in inglese, in americano, si chiamano think tank. La parola tank sta anche per cisterna, di base sta per contenitore, cisterna, ma significa anche carro armato. Conquistare le menti di governi e di coloro che decidono, fanno scelte politiche, richiede anche una certa carica aggressiva, giusto appunto come il carro armato. Capacità di imporre le proprie analisi nel mercato delle idee da cui poi pescano i decisori politici, cioè i governanti. A Washington, che è la capitale con la più alta concentrazione di pensatoi, di think tank nel mondo, ci sono pensatoi conservatori e progressisti, libertari e socialdemocratici, pacifisti o interventisti, governativi e di opposizione. E poi ci sono i pensatoi generalisti, quelli più reputati, più famosi. Tutti questi pensatoi o think tank competono per ottenere l'influenza presso il legislatore americano e l'influenza poi torna indietro sotto forma di finanziamenti da parte di tutti i soggetti interessati a salire su questo o su quel think tank o carro armato per promuovere le proprie idee con più capacità di diffonderle. Ma chi sono i finanziatori di questi pensatoi? Quali interessi hanno? E soprattutto, gli interessi di chi versa decine di milioni di dollari ogni anno nei pensatoi sono allineati con gli interessi dell'America? Il New York Times, lo scorso fine settimana, ha pubblicato un'inchiesta sui governi stranieri che finanziano le analisi dei centri di Washington. L'inchiesta ha fatto ribollire il mondo di questi pensatoi americani. Al centro dell'indagine approfondita del New York Times ci sono 9 think tank, cioè 9 pensatoi, che percepiscono cospicui finanziamenti da stati o da finanziatori privati stranieri. Per esempio c'è la Brookings Institution, è il pensatoio più ramificato e autorevole del mondo. Ha ricevuto un finanziamento da 14,8 milioni di dollari dal Qatar, che è il massimo sponsor della Brookings Institution, e ha promosso la nascita di una branca del centro a Doha, il Qatar. Negli ultimi anni la Brookings Institution ha incassato 35 milioni di dollari dall'estero, il 12% del budget annuale proviene dall'estero. Poi c'è il Center for Strategic and International Studies. Il primo finanziatore dell'istituto è la Cina e ha beneficiato il Center for Strategic and International Studies anche di $1 milione dagli Emirati Arabi per costruire la sua nuova sede, un edificio avveniristico a 2 passi dalla Casa Bianca. Il governo norvegese promuove invece presso il Center for Global Development e altri istituti la trivellazione petrolifera nell'Artico e campagne contro il riscaldamento globale che sono gradite al governo norvegese. In generale, però, i pensatoi di Washington hanno incassato negli ultimi anni 92 milioni di dollari da governi stranieri, ma il totale è certamente più alto. Un'attenta revisione delle ricerche prodotte da questi pensatoi mostra una cosa naturale, per nulla sorprendente, cioè che i pensatoi che ricevono fondi da un certo governo difficilmente ne criticano le politiche, anzi spesso sostengono attivamente gli interessi del governo finanziatore, seguendo una logica di puro scambio che talvolta è esplicita, in altri casi invece è implicita.
C'è una certa differenza ovviamente fra una ricerca influenzata dai finanziamenti norvegesi e una ricerca influenzata dai finanziamenti del Qatar. Il Qatar è proprio l'emirato che sostiene il network dei fratelli musulmani ed è il primo obiettivo dell'articolo del New York Times. Il giorno dopo l'inchiesta sulle lunghe mani del Qatar nei pensatoi americani, è apparso anche un durissimo articolo sul sostegno che il Qatar offre agli estremisti islamici. Alcune settimane fa il New York Times ha ospitato un editoriale dell'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Ron Prosor, che accusa il Qatar di essere un club med per terroristi islamici. I pensatoi sono uno strumento potente per influenzare la politica, ma non sono soltanto i governi stranieri ad approfittarne. Anche l'influenza delle banche e degli istituti finanziari è pervasiva e sottile. La guerra fra i pensatoi non è una guerra intellettuale, fra scuole di pensiero, puntualizza il Foglio con Mattia Ferraresi, l'articolo è di ieri. Perché? Perché il materiale che esce da questi pensatoi o centri di ricerca poi precipita anche nei disegni di legge al Congresso e nei memorandum della Casa Bianca. Ciò che producono questi pensatoi definisce le politiche del governo e orienta le ricerche successive, fornendo ai legislatori materie prime la cui provenienza non è sempre chiara. Di Thelonious Monk, interpretato da Fred Hersch. Fred Hersch è un pianista la cui storia è stata raccontata l'altro giorno, l'abbiamo citato appena in rassegna stampa, da Franco Faienz, uno dei massimi esperti tra i giornalisti di musica italiana di jazz, ed è la storia di un uomo che insieme al chitarrista Pat Martino ha condiviso una brutta esperienza e poi una bella, si può dire così, perché per malattie molto gravi entrambi questi musicisti avevano perso il ricordo di se stessi e della loro capacità di suonare lo strumento. Fred Hersch il pianoforte, Pat Martino la chitarra. Bene, sono stati in grado poi, aiutati anche dalle persone più vicine che gli hanno fatto trovare gli strumenti in giro per casa, hanno cercato di ricordare a loro la vita che facevano, di grandi artisti, di concertisti, sono riusciti entrambi a recuperare la propria capacità di suonare lo strumento. Fred Hersch al pianoforte l'abbiamo sentito poco fa, Pat Martino alla chitarra lo sentiremo. Sono una storia molto bella, una duplice storia, due storie simili
che sono state raccontate l'altro giorno appunto su Il Giornale da Franco Fayens. Questa era un'interpretazione di Fred Hersch di un classico di Thelonious Monk, in A Walked Bud. Per tornare invece alle vicende domestiche, ieri non vi ho letto, ve lo leggo oggi, un articolo che mi è molto piaciuto, spero sia utile anche a voi, di Riccardo Ruggeri, il suo cameo di ieri su Italia Oggi. Caro Renzi, scrive Ruggeri, che tra l'altro pubblicherà tra poco un libro sulla storia della Fiat a ottobre, del quale certamente parleremo. Caro Renzi, lei, visto che l'autore Riccardo Ruggeri è entrato come operaio in Fiat ed è uscito come manager della New Holland, il settore trattori da ultimo, ha fatto tutta una carriera all'interno della Fiat, raccontata in parte anche in un altro libro, una storia operaia, del quale pure parleremo. Se avete la curiosità e volete leggerveli anche questi libri, se il primo che ho citato, quello sulla storia della Fiat, deve ancora uscirà a ottobre. L'altro, una storia operaia, è disponibile anche sul sito internet Gran Torino Libri, tutta una parola unica, grantorinolibri.it. Una storia operaia è una lettura veramente emozionante, anche oltre che istruttiva, ma di questo, ripeto, parleremo anche con l'autore prossimamente. Intanto, caro Renzi, scriveva ieri Riccardo Ruggeri su Italia Oggi, lei non ha idea della gioia che mi ha regalato in questo fine settimana. Finalmente posso scrivere bene di lei. Lo faccio per ora in modo cauto, con molti distinguo, ma lo faccio, e solo per un suo piccolo atto: aver visitato una fabbrica di rubinetterie e non essere andato alla Davos Lacustre di Cernobbio. Un format, quello di Cernobbio, il Forum Ambrosetti, un formato, diciamo così, un format salottiero concepito per permettere a individui comuni che pagano di fingere per un giorno di apparire ciò che non sono, dei leader, e pavoneggiarsi. Oltretutto nel format di Cernobbio, ministri e politici, pur essendo molto omaggiati, nella realtà sono considerati parvenus, mentre quest'anno ci sono Tsipras e Casaleggio in rappresentanza del secondo livello, quelli che vengono ascoltati col sorrisetto d'ordinanza. Ci sono anche le macchiette, Nouriel Roubini nella parte dello iettatore accademico e Jeremy Rifkin in quella dello stracco uomo dell'idrogeno, Trichet, ex numero 1 della Banca Centrale Europea, per dirigere il dibattito, mentre altre celebrità bollite si limitano a interpretare se stessi, alcuni pontificando perfino sulle cose che lei, Renzi, deve o non deve fare. Immagino da lassù lo sguardo triste di Carolina di Brunswick, principessa del Galles, che ogni anno deve sopportare, nella casa che fu sua a Cernobbio, individui di questa natura. Se lei, Renzi, fosse andato, avrebbe dovuto esplicitare la sua strategia economica d'autunno. Spero, dopo 6 mesi di premierato, che si sia reso conto che i suoi margini di manovra sono minimi, come ha scritto Luca Ricolfi, uno dei pochi analisti seri di cui disponiamo. L'obiettivo assegnato ai leader politici dell'Occidente da parte dell'establishment è un obiettivo chiaro e tassativo. Bisogna impoverire la classe media e sedare quella povera. Da questo schema non si esce. Hanno scelto questo obiettivo non certo perché sono cattivi, ma semplicemente perché il modello ormai frusto, a cui sono disperatamente aggrappati, può sopravvivere soltanto a queste condizioni. Sappiamo che lei, caro Premier, non è certo in grado di mettersi contro costoro in modo esplicito. Deve manovrare, deve purtroppo scegliere fra le due opzioni individuate da Ricolfi: il renzismo populista o il renzismo aristocratico. Nel primo caso, renzismo populista, deve pianificare azioni che non mettano a repentaglio la durata del governo. Come si dice, lei deve comprarsi tempo, il che equivale però a somministrare la mannite a un paziente che necessiterebbe dell'olio di ricino. Nel secondo caso, renzismo aristocratico, che è poi ciò che vogliono i suoi mandanti, lei deve fare quelle che costoro chiamano le riforme, che sono tutt'altra cosa rispetto a cosa intendiamo noi persone per bene. Così lei corre il rischio di non durare e di essere sostituito. Costoro sono altissimi burocrati che si cooptano fra di loro con una corte di economisti e intellettuali che li incensano e li supportano. Ultimamente si sono talmente montati la testa che pensano, giocando con le loro ridicole formulette,
di essere diventati statisti. Se il Premier non si adegua, minacciano di far intervenire il loro braccio armato, la Troika. Ricorda quei 3 giovanotti col doppio petto d'ordinanza che andarono a spezzare le reni alla Grecia? Sono la loro 12° SS Panzerdivision Hitlerjugend. Ho un sogno però a questo punto, conclude Riccardo Ruggeri, caro Renzi, ho un sogno questo, che lei prenda coraggio, va in televisione, a reti unificate, con un discorso di 20 minuti, senza slide, e spiega agli italiani i numeri veri del bilancio dello Stato, regioni e comuni compresi. Spiega che siamo tecnicamente falliti, spiega il disegno criminale di Bruxelles, di Francoforte, della Troika, come si declina nella testa di costoro il termine riforme, cioè i cittadini vengono spogliati dei loro patrimoni, loro mantengono il potere. Dice che occorre fare drammatici sacrifici e vedrà, se ce li spiega li faremo, ma questi devono essere nell'interesse dei cittadini, non in quello dei bonzi. E ci dice pure che da quel momento non solo si dissocia dai bonzi, ma chiede il nostro aiuto per rottamarli. Lo faremo con mucho gusto. Poi, con un progetto di questo tipo, vada a elezioni. Ci deve andare col proporzionale, meglio, tanto vincerà alla grande. Perfino quel che resta del popolo di Berlusconi sarà con lei. Così dopo avrà più forza contrattuale, perché avrà unito la destra sana e la sinistra non radical chic di questo paese. Nel frattempo stia vicino alla Merkel e anche a Putin. Questo è il sogno finale del cameo di ieri di Riccardo Ruggeri. Il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Brahms, al pianoforte Hélène Grimaud, che abbiamo imparato a conoscere un pochino qualche giorno fa, straordinaria pianista francese. Intanto brevissimamente, pochi minuti e poi ci salutiamo, vi segnalo la lettura. Intanto, se si intervista un jihadista di ritorno, si può benissimo intervistare anche un latitante, Arturo o Latitante, così titola il Fatto Quotidiano. È il colloquio di Enrico Fierro con il signor Arturo Equabile, 22 anni, una figlia, napoletano,
colui che, secondo gli carabinieri, era in sella insieme ad altri due, uno dei quali, il 17enne Davide Bifolco, è stato ucciso sul famoso scooter, appunto, sul quale c'era anche questa persona che è il latitante che i carabinieri inizialmente e sostanzialmente inseguivano. Su quel motorino non c'ero, è la sua versione dei fatti data al Fatto Quotidiano. Mi costituirò per raccontare la verità sull'omicidio di Davide Bifolco e, dice questo signore Arturo Equabile, non c'ero quella sera sul motorino con Davide Bifolco, non c'ero, lo volete capire o no? È lui, il latitante, che i carabinieri cercavano nelle strade di Viale Traiano tra venerdì e sabato, la notte degli inseguimenti, della sparatoria e di quel colpo accidentale, come dice il carabiniere che ha sparato, che ha stroncato la vita di Davide. Un'ora prima del fatto, racconta il signor Equabile, sono venuti i carabinieri nella casa dove stavo, erano con le pistole in pugno, gridavano apri bastardo, ho avuto paura, sono scappato in un'altra casa, dopo 3/4 d'ora ho saputo che in un'altra parte del quartiere c'era stata la sparatoria. Sono latitante per un furto che non ho commesso, dice naturalmente il signor Equabile, ho spezzato i domiciliari, i carabinieri sono incazzati con me perché non riescono a prendermi. Non ho commesso nessun reato, dice ovviamente il signor Equabile, sono imputato perché delle persone avevano microspie in auto, parlavano di un furto e di un certo Arturo, ma quello non ero io. Sono le storie di una Napoli difficile, racconta Enrico Fierro sul Fatto Quotidiano. I carabinieri ce l'hanno con lui, perché? Perché scappavo, venivano per prendermi e io scappavo e loro si incazzavano, racconta il signor Equabile. Qualcuno diceva che se mi prendevano i carabinieri mi ammazzavano. Mi chiedo perché hanno ammazzato Davide. Al posto suo potevo esserci io. Ma i carabinieri o la polizia hanno tutto il diritto di arrestarmi se mi trovano, non di uccidermi. Hanno minacciato mia zia. Apri se non spariamo, dicevano. Hanno pure fermato un ragazzo di fuori grotta perché mi somigliava tanto. Ho avuto problemi da minorenne, sì, ma piccole cose, dice ancora il signore Equabile. Fino ad oggi non l'ho fatto, quello di costituirmi, perché mi ritengo innocente, non voglio pagare per un furto che non ho fatto, ma giuro che lo farò, mi costituirò, aspetto che il mio avvocato mi porti il fascicolo, dirò la verità sulla morte di Davide, ma i carabinieri devono arrestarmi e non spararmi. Il resto dell'intervista, la chiacchierata, lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi. Su Libero invece trovate la foto che collega questo signor Equabile a Davide Bifolco, il ragazzo morto. La foto che collega Davide al latitante in fuga. Un'immagine su Facebook mostra il 17enne morto assieme a un ragazzo che pare Equabile. Sembra proprio lui a vederlo. Per l'arma erano insieme la notte della tragedia, ma Libero ricorda anche le piccole vittime di Camorra per cui nessuno è sceso in piazza a Napoli, dimenticati dalla società civile cosiddetta. Da Valentina 2 anni ad Annalisa 14 anni, ammazzate per vendetta o per errore dalla Camorra, ma a Napoli per loro non c'è stata alcuna mobilitazione. Sulla questione Napoli c'è anche il reportage, così lo chiama La Stampa, di Torino di Guido Ruotolo oggi, in piazza contro lo Stato ma mai contro la Camorra, una città costretta a sopravvivere, si dividono le opinioni. Le nuove leve della criminalità organizzata napoletana hanno 20 anni e sono spregiudicati. Don Aniello Manganiello, prete di Frontiera a Napoli, si domanda perché nessuno è sceso in strada a danneggiare le auto dei camorristi quando hanno ammazzato persone innocenti? Stiamo perdendo la percezione della legalità. Lo scrittore, invece, Raffaele La Capria, osserva queste reazioni improprie, cioè quelli che prendono a sassate le macchine dei carabinieri e fanno manifestazioni contro lo Stato e via dicendo, hanno spiegazioni lontane e complicate. Sono indulgente perché altri sono severi. Napoli dovrebbe avere il premio Nobel per la sopravvivenza, dice lo scrittore Raffaele La Capria. Dovremmo aprire adesso anche una serie di istantanee su Milano, ma non facciamo in tempo. Ci salutiamo perciò con la musica, ancora Fred Herscher nella parte finale di In a Walked Bud, il pezzo, il classico di Thelonious Monk. Buon ascolto e buon pomeriggio da Giulio Cainarca.